Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Dopo la beffa pasquale di Bergamo, il Grosseto cerca 3 punti d'oro per archiviare la pratica salvezza. La Triestina si gioca invece le ultime cartucce per poter ancora mantenere acceso il lumicino della speranza. La 38esima giornata della Serie B-Win mette di fronte 2 squadre assetate di punti per un obiettivo comune. 4-3-1-2 per Serena, con Caridi alle spalle di Asante e Sforzini. Salvioni si affida al tandem offensivo Godias-Marchi con Testini e Miramontes, pronti a dare manforte dalle corsie. Pronti via e i padroni di casa sono già avanti. Sono passati soltanto 6 minuti quando Caridi si beve mezza difesa ospite e piazza sulla testa di Sforzini una palla morbida nel suo settimo centro stagionale, facendo esplodere Di Gioia lo Zecchini, che vede la salvezza sempre più vicina. Gran lavoro di Caridi per l'ex mantovano, grandissima partita, e cross millimetrico per la testa dell'attaccante con la maglia numero 32, che ha tutto il tempo di prendere la mira e di fulminare l'estremo difensore alabardato. Nell'occasione rivedibile il piazzamento difensivo della formazione ospite. Al 13esimo ancora di testa, ancora Sforzini, ma questa volta Colombo è attento e fa suo il pallone. Gli alabardati non reagiscono minimamente e così sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi. Il tracciante di Defendi non inquadra dallo specchio della porta della squadra di Salvioni. Lo stesso Defendi in prossimità della mezz'ora cerca e trova l'onnipresente Sforzini, che però nell'occasione getta alle ortiche una chance colossale, spedendo la palla addosso a Colombo, bravo ad ipnotizzare la punta di casa. La squadra di Salvioni continua inspiegabilmente a marcar visita. Al 34esimo Caridi decide di mettersi in proprio e mette il sigillo sul successo toscano. Splendida azione palla al piede, conclusa pregevolmente alle spalle di Colombo per il gol numero 9 in campionato dell'ex furetto del Mantova, che mette una seria ipoteca sui 3 punti. Un'azione spettacolare che non lascia scampo al portiere della Triestina. Controllo con il sinistro e poi con il destro, palla del 2-0. Un gol da apprezzare davvero in tutte le salse. Il primo tempo va così in archivio, con il Grosseto meritatamente in vantaggio, la squadra di Serena che sembra avere chiaramente in pugno il match, al di là del doppio vantaggio maturato nel corso dei primi 45 minuti di gioco. La ripresa si apre con una Triestina almeno apparentemente più vivace e determinata, ma le occasioni degne di questo nome per gli ospiti continuano a latitare. L'unico a provare a suonare la carica ai compagni, neanche a dirlo, Capitan Testini, che al quarto d'ora difetta però in precisione. Subito dopo è la volta di Filcor, il quale emula il compagno nel tentativo non riuscito di spaventare Narciso. In realtà nella seconda parte di gara il Grosseto dà l'impressione di accontentarsi e così il match si trascina stancamente verso la sua conclusione. Nel finale Sforzini si divora il terzo gol e la doppietta personale. La punta cerca la soluzione di precisione anziché quella di potenza, e quindi l'azione sfuma. L'ultimo flash lo firma il neoentrato Immobile, che prova ad andare via mezza difesa alabardata, riesce nel suo intento, lascia sul posto Longhi, ma poi si lascia ipnotizzare da Colombo, che spedisce il pallone in calcio d'angolo, evitando ai suoi un passivo più pesante. 3 punti mai in discussione per un Grosseto determinato, cinico e a tratti anche spettacolare. Per la Triestina è notte fonda. Sabato a Rocco arriva il Cittadella, trasferto in casa del Modena per i maremmani.